L'edizione 2015 di Stadi d'Esta Sardegna comincerà il 24 aprile e si concluderà il 30. È un'edizione un po' particolare, un po' nuova, perché abbiamo deciso quest'anno di coinvolgere e di basare la nostra programmazione sul coinvolgimento delle esperienze che dal basso venivano proposte, insomma, su tutto il territorio per celebrare questa giornata. Quindi iniziative portate avanti dalle scuole, dalle associazioni, dai vari enti che avevano in autonomia pensato in qualche modo di celebrare questa giornata così importante per la Sardegna. Questa scelta non è una scelta relativa a una mancanza di idee, ma è una scelta precisa per far sì che la popolazione, i cittadini si riapproprino liberamente di questa giornata senza il dovere di partecipare a un'iniziativa a cui magari non hanno contribuito alla realizzazione e all'ideazione. Da qui la miriade di iniziative, sono circa 40 gli appuntamenti sparsi per il territorio, con momenti importanti nei 4 capoluoghi storici e ad Alghero. Io credo che questa scelta di fare un'iniziativa dai contorni sfumati per includere tutti e per coinvolgere quante più persone possibile possa essere una traccia, un'idea da portare avanti anche negli anni prossimi, per ridare vitalità e ridare importanza a Stadi d'Esta Sardegna.